Benvenuti a tutti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. Questo è il video più atteso in assoluto del canale. Sto parlando della 10ª partita dell'incontro del match per il campione del mondo di scacchi 2013, Carlsen Anand, e oggi andremo a vedere come è andata questa partita. Come al solito ci sono i giornalisti che sono lì, non vedono l'ora di fare foto, video, di cercare lo scoop, mentre intanto il campione del mondo, come al solito, è seduto prima nell'aspettare l'arrivo dello sfidante Carlsen. C'è da fare qualche piccola premessa importantissima per capire meglio le strategie che entrambi i giocatori adotteranno all'interno della partita. Carlsen è in vantaggio di 3 punti, siamo 6-3 e gli basta anche solo una patta per aggiudicarsi matematicamente il titolo di nuovo campione del mondo di scacchi 2013. Anand non può permettersi neanche di pareggiare una partita, e questo è inverosimile. Dovrebbe vincere questo 10° gioco, dovrebbe vincere l'11° gioco e dovrebbe vincere anche il 12°, quindi dal suo lato è veramente difficile. Tra l'altro abbiamo già spoilerato che finirà qui, questa è l'ultima partita, perciò cercheremo di vedere, di medesimarci nelle condizioni psicologiche di entrambi i giocatori, dove il nero Anand dovrà cercare di vincere, giocare assolutamente per vincere, mentre Carlsen, tranquillo, potrà adottare uno stile di gioco non troppo aggressivo, tranquillo, potrà cercare semplicemente di cambiare i pezzi e aggiudicarsi così comunque la vittoria e il titolo. Andiamo, E4 apre Carlsen, C5, finalmente difesa siciliana, una difesa diversa in queste partite del match. Cavallo F3, D6 e subito Carlsen va di alfiere B5, quindi subito scacco, subito l'idea di cambiare i pezzi in modo tale da, una volta che si cambiano i pezzi, si sarà cambiata la donna, si entrerà in un finale pressoché pari e Carlsen potrà così aggiudicarsi il match. Cavallo D7 è la mossa che viene giocata da Anand, appunto per cercare, a mio parere, di evitare i cambi più possibili. È possibile assolutamente anche D7, ma in questo modo si favorisce il cambio di gran lunga. Quindi cavallo D7, D4, C per D4, donna per D4. La donna è al centro, controlla un sacco di case ed è molto forte. A6 e ora il cambio. Alfiere per D7, alfiere per D7, C4. Guardiamo la situazione, il bianco sta molto bene, ha 2 pedoni, uno centrale, quello in E, e uno semicentrale in C, che entrambi controllano in modo devastante la casa in D5, motivo per cui la spinta E5 per il nero non è assolutamente consigliabile, proprio perché creerebbe un buco e un avamposto assolutamente importante per il bianco. Cavallo F6, normale sviluppo, alfiere G5, vorrà cambiare anche qui Carlsen, lo scopriremo fra poco, E6, cavallo C3, alfiere 7, arrocco corto, alfiere C6. L'alfiere si posiziona su un'ottima diagonale. Andiamo a vedere come si continua la partita. Ora qui Carlsen gioca la strana ma sensata donna in D3. L'idea è quella di far spazio al cavallo, quindi di far manovrare questo cavallo che attualmente non potrebbe andare da nessuna parte di interessante, mentre da D4 farà pressione su C6 invitando il cambio con l'alfiere. Arrocco corto, cavallo D4, tutto secondo i piani, torre C8 e ora una mossa molto aggressiva in stile carlseniano, probabilmente sarebbe stato F4, ma qui il campione del mondo, ripeto, non ha bisogno di vincere a tutti i costi, anzi cercherà di pareggiare, che è più semplice, gioca una tranquilla B3. B3 con una solida posizione dei pedoni, mossa tranquilla che non richiede troppi sforzi, troppe energie. Donna in C7 e ora c'è una sottile e però vera pressione sulla colonna C, e in caso di spinte di pedoni eccetera eccetera la colonna C si apre, la donna e la torre possono fare pressione su questo cavallo e questo cavallo potrà cadere. Prima perciò c'è il cambio sull'alfiere, quindi si cambiano un po' di pezzi ancora, e ora torre in ava in C1 proprio per cercare di creare supporto su questo cavallo e sventare ogni tipo di minaccia da parte del nero. H6, ora qui
aspettarsi un cambio di questo tipo sarebbe un po' un suicidio. Perché la posizione andrebbe in questo modo, dove il bianco praticamente ha tutti i pedoni su case bianche e l'alfiere del nero sarebbe assolutamente tagliente, poiché riuscirebbe a controllare tutte le case scure, quindi ad entrare all'interno delle debolezze dello schieramento del bianco. Dunque la risposta che gioca Carlsen è alfiere 3, prendendosi un'ottima diagonale. Andiamo avanti, cavallo in D7, e su cavallo in D7, e poi in futuro si giocherà ovviamente torre qui, alfiere in D4. Alfiere in D4, qual era un'altra possibilità che poteva fare assolutamente parte dello stile di gioco che sta adottando Carlsen in questa partita? Quella di giocare F3. F3 si avrebbe avuto ancora una struttura pedonale di pedoni tutti su case bianche, ma molto solida, che avrebbe ancora di più dato al bianco maggiore controllo sulla casa D5. A questo punto, per esempio, cavallo C5 minacciando la donna, donna D2, la donna controlla le case scure insieme all'alfiere e si minaccia una manovra di cavallo di questo tipo con un cavallo centralizzato molto forte, e poteva essere assolutamente un piano di gioco. Mentre abbiamo detto che la partita non va così, ma va con alfiere in D4. Torre in F va in D8, anche qui tutto tranquillo. Un'altra idea, anziché giocare torre in F va in D8, poteva essere E5, ma qui su alfiere in E3 il bianco avrebbe avuto il controllo definitivo sul centro, come abbiamo già detto prima. Perciò torre in F va in D8 è la mossa corretta. H3 da parte del bianco, donna in C7, torre in F va in D1, quindi le torri su colonne centrali, donna in A5, con la possibilità di fare un po' di pressione, ma soprattutto anche di andare dall'altra parte della scacchiera velocemente, soprattutto donna G5, donna D2 per tenere questi punti ed evitare le entrate di donna. Re in F8, donna in B2, interessante attacco a raggi X sul punto G7, re G8, A4. Anche questa è molto interessante. Un'altra idea era, per esempio, donna in D2, donna in G5, e a seguito di questa è vero che Anand perderebbe la donna, quindi si andrebbe più vicino alla patta, ma alfiere per G5 minaccia la torre. La torre ora si deve spostare e c'era la risorsa tattica B5 con attacco su pedone, e praticamente si minaccia ora la spinta del pedone in B4, il cavallo è inchiodato poiché dietro c'è la torre, e quindi qui Anand avrebbe avuto assolutamente l'iniziativa. Dunque la partita però invece continua con A4, donna in H5, cavallo in E2, alfiere in F6. Torre in C3, mossa interessante, consigliata anche dal computer. Chissà qual è l'idea di questa mossa: raddoppiare le torri, portare la torre in gioco, controllare la terza traversa, chi lo sa. D'altronde se l'ha giocata un motivo di fondo ci sarà. Alfiere per D4, torre per D4, donna in E5, donna in D2, cavallo in F6, e ora c'è un po' di attacco su questo punto, torre in E3 difendendo quel punto, torre D7, A5 prendendo il controllo di questa casa, donna G5, E5 facendo leva su questa inchiodatura del pedone, cavallo in E8 e per D6. Un'altra idea qui poteva essere per il bianco quella di giocare torre G4 con l'idea di andare a raddoppiare le torri e anche far catturare con la donna su H6. Il pedone G non poteva catturare poiché c'era l'inchiodatura, poteva essere interessante come idea. A questo punto ovviamente donna in E7, questa è una possibile continuazione, non è andata così la partita. Raddoppio di torri, come dicevamo, e se per esempio re in H8 per sbarazzarsi dell'inchiodatura, ci sarebbe stato il matto in poche mosse, donna per H6 e ovviamente matto alla prossima. Dunque la partita invece continua con E per D6, ora
torre C6, F4 minacciando la donna che va in D8 e ora i giocatori si preparano per un cambio totale. Via! Torre, 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 donna, donna, cavallo. Siamo entrati in un finale praticamente pari. Il numero di pedoni è lo stesso, abbiamo semplicemente un 3 contro 2 sull'ala di donna e un 4 contro 3. Ma a questi livelli ovviamente la partita è pari, nessuno dei due giocatori farà inesattezze, quindi probabilmente andrà a finire così. Ora siamo in un finale e lo scopo nei finali è che anche il re è un pezzo attivo, quindi i due giocatori si prestano a centralizzare i propri re, re F2, re F8, re 3, re 7, re D4. Il re ha raggiunto il centro scacchiera, re D7, re C5, re C7, cavallo C3, cavallo F5. Adesso dobbiamo stare molto attenti a questi pedoni perché il cavallo tramite manovre può iniziare a dare fastidio, insomma non è facile da giocare questa posizione. Cavallo E4, minaccia sul pedone, G3, F5 minacciando il cavallo, cavallo D6, G5, cavallo N8 scacco, re in D7, scacco ancora di cavallo, re in E7, cavallo G8 scacco con attacco sul pedone, re in F8, cavallo in H6. E adesso bisogna fare attenzione perché questo cavallo in realtà non ha molte case dove poter andare. G per F4, G per F4, re G7 e ora il Carlsen decide di giocare cavallo per F5. Ovviamente faceva tutto parte del piano, non è pazzo a sacrificare il cavallo, ma dopo il re B6 l'idea è ok, mi sbarazzo di questi due pedoncini e porto i pedoni a promozione. Anche se il cavallo nero riuscisse a sbarazzarsi di entrambi i miei pedoni sull'ala di re, io comunque ho questi tre pedoni che presto andranno a promozione. La partita sul filo del rasoio, cavallo in G2, re cattura, cavallo cattura, re cattura, si muove il cavallo, re B6 e ora proviamo a spingere. Sia Anand che Carlsen spingono i propri pedoni che arrivano entrambi a promozioni, ma ora tocca al bianco ed è importante. Donna D5 facendo pressione su questo cavallo, donna N1 con l'idea di mantenere la difesa sul proprio cavallo ma anche minacciare altre entrate. Donna D6 ancora per minacciare il cavallo e tenere l'entrata di donna, donna N3 scacco, re in A6, cavallo in C5 scacco, qui bisogna fare molta attenzione, re B5, cattura di cavallo, donna C7 scacco, re in H6 e adesso donna B6, Carlsen riesce a forzare il cambio delle donne poiché c'è un attacco doppio, donna per B6, re per B6 e qui la partita sappiamo già che è in pareggio. Ovviamente Anand non riuscirà mai a mattare solo con un re e un cavallo, bisogna solo vedere se Carlsen riesce ad andare a promozione. Re in H5, H4, cattura del pedone e su C5 ovviamente se il cavallo non vuole che questo pedone vada a promozione deve catturarlo, tac! Ed è su questa mossa che ovviamente abbiamo il nuovo campione del mondo di scacchi 2013. Ragazzi, noi dobbiamo assolutamente ritenerci fortunati che stiamo vivendo un'epoca dove probabilmente stiamo conoscendo e stiamo vedendo in diretta le partite del più grande giocatore di scacchi di tutta la storia. Non ho paura nel fare questa affermazione, non sono solo che lo dico, anche perché il mio parere conta pari a zero, ma ci sono giocatori importantissimi che ritengono questa cosa qui. Basta solo pensare che Carlsen ha recentemente perso qualche partita dopo 2 anni che non ne perdeva nemmeno una. È interessante la cosa, interessante. Va bene ragazzi, allora spero che anche il video vi sia piaciuto. Noi abbiamo terminato con questa serie, sono finiti, ma presto assolutamente inizieremo un'altra. Rimanete sintonizzati sempre sul canale di Matto Scacco. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!